Bene, eccoci rientrati in studio per la nostra rubrica, il nostro spazio, la rubrica del Memento, che questa sera torna ad occuparsi della questione dei cosiddetti motori termici e del prospettato stop alla vendita di auto nuove a motore termico dal 2035. Ermanno, ne avevamo parlato alcune settimane fa proprio qua nei nostri studi, sembrava che fosse cosa fatta, invece Bruxelles ha deciso di sospendere al momento la votazione perché ci sono alcuni paesi che si oppongono a questa direttiva. C'è un vecchio detto che dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi possono decidere tutto quello che vogliono, poi le cose bisogna farle, ma farle, non a parole, e non per avere contributi europei nella ricerca come hanno fatto fino adesso, spese miliardi per non arrivare a nessuna conclusione, perché ancora, diciamo, il geotermico e le risorse petrolifere sono ancora essenziali e resteranno essenziali, perché certe cose non si possono fare. Vi faccio un mero esempio della stupidità umana e soprattutto della stupidità dell'informazione. I carri armati li facciamo andare in elettrico? Gli aerei li facciamo andare in elettrico? Non lo so. I camion li facciamo andare in elettrico? Cioè, posso far andare un camion in elettrico, ma se si ferma in mezzo all'autostrada, che fila di camion dobbiamo fare? Dobbiamo fare una corsia parallela, perché i camion si fermano, attaccano la riserva, no? Devono ricaricare un paio di ore là, e quindi la merce quando arriva. E sarebbe interessante però, perché questa è una sfida, rimettere in funzione le ferrovie. Perché noi dalla fine della guerra non abbiamo più costruito rotaie, zero. Le rotaie vecchie, quelle che sono in Puglia, che hanno creato grandi incidenti, erano ancora quelle fatte dopo l'unità d'Italia, e non possiamo andare avanti in questa maniera. E allora è surreale pensare a un'alternativa. Ci sono delle alternative intermedie, ma non sono certo quelle che hanno detto l'idrogeno, perché abbiamo visto docente universitario che dice: se vogliamo andare in giro con una bomba sotto il sedile, facciamo le macchine a idrogeno, no? E allora è inutile che parlino così, e soprattutto disinformano le persone, perché devono fare delle operazioni finanziarie per finanziare le case costruttrici di motori eccetera, perché se ne avvantaggiano, ma non so come, e non avvantaggiano noi, perché ormai sono quanti anni. Abbiamo visto l'Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, cosa sono servite? Zero. Qual era il risparmio? 0, qualcosa. Certo, ma la situazione... Questa è la realtà. Dopodiché, proprio su questo argomento abbiamo due docenti che ci spiegheranno meglio come funziona questa questione e quanto sia realistico, perché vorremmo stare coi piedi per terra. Certo, io presento appunto per voi che siete a casa gli ospiti che ci aiutano un po' a sviluppare questo tema. Con noi abbiamo il professor Roberto Lotta. Buonasera professor Lotta, e grazie di essere qui nei nostri studi, che è docente di meccanica applicata alle macchine all'Università di Padova. E ringrazio anche, saluto qua in studio, Luigi Lazzaro. Buonasera. Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Grazie per essere qui nei nostri studi. Insieme a voi cercheremo allora di capire quale potrà essere l'energia, il carburante del futuro, elettrico, oppure i carburanti sintetici, oppure i biocarburanti. I carburanti realistici, l'energia realistica per poter mutare, abbandonare quello che è l'energia fossile. Quindi, ecco, allora io direi che prima di far intervenire i nostri ospiti possiamo proporre un servizio che abbiamo preparato e che un po' riassume quella che è la problematica e anche pone alcuni punti interrogativi. Lo vediamo assieme. Stop ai motori termici? L'Europa dice che è meglio aspettare. Rinviato a data da destinarsi. Il voto finale degli Stati membri del Consiglio dell'Unione Europea sul regolamento che fissava al 2035 la data ultima per vendere auto e furgoni nuovi a motore termico nel mercato europeo è stato rinviato a data da destinarsi. A deciderlo la presidenza di turno svedese. La decisione di rinviare il voto è stata presa alla luce dell'opposizione di alcuni paesi, dell'Italia, che in precedenza aveva votato a favore dell'accordo, della Polonia,
e poi per l'annunciata astensione della Bulgaria e per i dubbi avanzati da una parte del governo tedesco. Secondo i paesi contrari all'accordo, l'alimentazione elettrica non può essere l'unica soluzione per la mobilità del futuro, tanto più se continuerà, per una questione di costi, a rimanere una filiera riservata a una fetta limitata di popolazione. Anche per questo è stato chiesto di prendere in considerazione anche i carburanti rinnovabili come soluzione strategica, altrettanto pulita, che rispettando l'ambiente eviterebbero pesanti ripercussioni occupazionali e produttive, potendo essere utilizzati nei motori termici. Inoltre va considerato che il cambio di alimentazione implicherà una vera e propria rivoluzione strutturale dei paesi. Bisogna allestire una nuova rete di distribuzione altrettanto capillare ed efficiente, sia per le colonnine di ricarica elettriche che per gli altri tipi di carburante che potrebbero entrare nel mercato. A favore della mobilità elettrica c'è sicuramente la possibilità di autoprodurre l'energia grazie agli impianti solari e fotovoltaici e quindi ricaricare durante la notte il proprio veicolo, anche se i tempi di ricarica restano un problema in caso di viaggi lunghi. C'è la questione economica poi, legata alle accise che gravano sui combustibili fossili. L'Italia è il primo paese in Europa per tassazione del gasolio ed è al secondo posto per quanto riguarda la tassazione della benzina. Per ogni litro di gasolio si pagano circa 61 centesimi di imposte, per la benzina sono 72 i centesimi di euro al litro e questa è solo la tassazione diretta e non tiene dunque conto dell'IVA. In questo modo lo Stato italiano ha incassato nel 2021 circa 24 miliardi di euro grazie appunto alle accise sui carburanti. Cambiando l'alimentazione dei motori verranno meno questi introiti. Come si farà a recuperare l'ammanco? La probabile soluzione sarà quella di alzare il costo dell'energia elettrica, ma così facendo diventerà difficile gestire il tutto. Da considerare inoltre che se siamo in grado di produrre autonomamente l'energia elettrica non pagheremo le tasse, mentre lo Stato al momento invece sostiene e finanzia l'autoproduzione, con l'Europa che con la direttiva per la ristrutturazione edilizia sembra quasi voler imporre l'autoproduzione energetica. La decarbonizzazione dei trasporti resta comunque un obiettivo decisivo e importante, ma si dovrà tenere conto delle peculiarità nazionali e delle tempistiche compatibili con lo sviluppo dei settori energetici alternativi. Due domande. Primo, ci sono certezze scientifiche ed economiche per quello che stanno decidendo a Bruxelles? Oppure abbiamo al potere signori che possono decidere senza preoccuparsi di sapere veramente quello che stanno facendo? Perché i costi andranno sicuramente a pesare sulle nostre tasche. Secondo, la decarbonizzazione servirà, speriamo, a salvare il mondo dai cambiamenti climatici, ma ad oggi quanti sarebbero gli stati del globo che nel 2035 potrebbero bloccare la vendita di auto nuove a motore termico? La carta geografica che vedete ci dà già una chiara risposta. La strada da fare è quindi ancora molto lunga, anche perché nel frattempo auto e furgoni usati a motore termico potranno comunque essere venduti e circolare liberamente. Quindi, professore Lot, ci può dare un incipit su questa problematica? Cosa vuol dire cambiare fonte energetica in questo momento e qual è realisticamente, se c'è una soluzione in tempi reali, cioè parliamo di quello che pretende l'Europa? Allora, cominciamo con dei fatti. Allora, i fatti ci dicono che negli ultimi anni abbiamo immesso una quantità di CO2 insostenibile, che la temperatura sta aumentando, ci sono tutta una serie di problemi climatici. I trasporti, diciamo, in questo problema contano per un quarto all'incirca. E quindi andare verso una decarbonizzazione dei trasporti è una cosa necessaria. Detto questo, mi scusi per i telespettatori, trasporti di che tipo? Aerei, navali, di terraferma? Tutti i trasporti nel loro complesso. Tutti i trasporti nel loro complesso. Quindi dobbiamo abbiamo la necessità di trovare una soluzione tecnica, poi economica e politica che ci permetta di decarbonizzare il sistema. Detto questo, se parliamo al trasporto terrestre, quindi stradale, decarbonizzare ci conviene anche per un'altra cosa, non solo per l'effetto serra, che è qualcosa che, diciamo, si sta sviluppando nel tempo ma con tempi lenti,
ma anche perché allo scarico del motore non c'è solo la CO2, ma ci sono tutta una serie di inquinanti come le polveri sottili, gli ossidi di azoto, benzene e altre cose di questo tipo, che se vengono scaricate in centro noi le respiriamo oggi e ci fanno male oggi. Quindi sono cancerogeni. Sono cancerogeni oppure creano comunque problemi respiratori e via dicendo. Quindi soprattutto nelle aree altamente urbanizzate come le nostre, la città ma il Triveneto in generale, avere un'elettrificazione del trasporto su strada sicuramente dà dei grossi vantaggi immediati. Sì. Questo per i vantaggi. Poi si tratta di capire quelli che sono i costi. Allora, al momento l'elettrificazione ha un costo non trascurabile e si stanno facendo grossi sforzi per abbassare questi costi e la diminuzione di questi costi dipenderà anche dalla massa dei veicoli che potremo produrre, da quante batterie riusciremo a produrre, da che nuove tecnologie riusciremo a creare nei prossimi anni. Quindi diciamo qui ci vorrebbe la sfera magica per capire qual è il futuro. Questo non ce l'ho, però per esempio vi posso ricordare qualcosa che è successo alla fine degli anni 70, tra gli anni 80, con la crisi petrolifera. Per una questione economica c'è stata una spinta, diciamo, alla diminuzione dei consumi. E tra le tante cose, una delle cose che è stata fatta è stata quella di introdurre i motori in alluminio, con la testata in alluminio. Benissimo, allora si è cominciato a dibattere sul fatto che estrarre l'alluminio aveva dei costi molto elevati, non era ecologico perché bisognava scavare in miniera. Altamente inquinante. E qui inquinante. Questo è stato vero per i primi anni, però rapidamente, quando la quantità di alluminio immessa nel mercato è stata sufficientemente elevata, ecco che è cominciato il riciclo e adesso nessuno si sogna di mettere in dubbio l'utilizzo dell'alluminio nell'automobile e un sacco di altre applicazioni, perché lo ricicliamo in continuazione e quindi i costi sono calati, quindi è molto complesso. Io mi ricordo che questo lavoro della estrazione dell'alluminio, che veniva attraverso un procedimento chimico e energetico, era stato spostato in Jugoslavia perché la Jugoslavia poteva permettersi di inquinare il suo territorio, ma noi no. E questo è un altro problema, cioè lo scaricare poi queste cose sulla schiena di altre nazioni è una cosa, inquina meno qui, ma inquina comunque il pianeta, perché alla fine a tirar fuori l'alluminio l'inquinamento c'è stato, solo che non è stato a casa nostra. Questo è uno dei dettagli che sono fondamentali. E Luigi Lazzaro, riusciremo a recuperare questo ambiente? Le faccio un esempio. Io sono stato sul Caucaso per almeno 3 volte. Sul Caucaso, in tutte le varie ere e in tutte le varie epoche storiche, hanno distrutto intere foreste. Ci sono delle pianure dove ci potrebbero stare non milioni, ma miliardi di alberi e sono deserte. Però il clima è ancora incline ad accettare questo tipo di piantagione e quindi cambierebbe anche l'aspetto energetico, perché alla fine poi il legno mi serve e lo riciclo. Quanto costerebbe in quei paesi a piantare miliardi di alberi? Pochissimo, la gente ha bisogno di lavorare. Quanto costerebbe a far crescere le piante? Niente. Perché non si incomincia? E pensa sempre alla tecnologia per risolvere il problema tecnologico. E allora a me hanno insegnato da piccolo che c'è un principio fondamentale che noi non possiamo scappare. Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi se io vado a produrre energia in un'altra maniera, comunque consumo altrettanta, alla conclusione del ciclo consumo la stessa energia. Prego. Diciamo che è un tema complesso e su questo il bilancio poi complessivo di una produzione va poi valutato sotto tanti aspetti. Chiaro che dobbiamo trovare il modo di ridurre il più possibile. Io penso, ma non lo penso io soltanto, mi pare che proprio poche giorni, settimane fa l'IPCC abbia detto che possiamo ancora fare in tempo, giusto per dare un messaggio a tutti, che ce la possiamo fare in qualche modo a invertire, a fermare, a rallentare quello che sta succedendo dal punto di vista climatico e poi parallelamente dell'inquinamento.
però dobbiamo darci una mossa. Quindi il tema centrale è questo, per cui noi come Legambiente pensiamo che porre un limite rispetto alla produzione di motori di automobili, di veicoli con motori endotermici, sia un messaggio chiaro che rispetta poi in qualche modo, è coerente con il percorso intrapreso non solo dall'Europa ma dalle Nazioni Unite tutte, insomma, in qualche modo, con le varie COP che si stanno susseguendo anno dopo anno e che, seppur piccoli, ma qualche passo in avanti ce lo sta facendo fare dal punto di vista globale. Poi ci sono gli stati che fanno la loro parte e da questo punto di vista, ecco, ci sembra un po' di retroguardia la posizione, diciamo, del nostro paese, che spera che qualcun altro le venga incontro, ad esempio la Germania, ma poi non fa i conti invece con quella che è un'idea di economia di sviluppo del paese dal punto di vista anche industriale, perché poi queste scoperte si fanno se poi si possono, dico l'esempio dell'alluminio, ma in generale la ricerca ci sta aiutando a trovare soluzioni tecnologiche all'avanguardia, poi però bisogna investire in qualche modo. Allora se si resta indietro, quindi se non si crede in questa rivoluzione che è già partita, perché se noi andiamo a vedere l'automotive in tutto il mondo, non solo in alcuni posti, sta prendendo piede l'elettrico come produzione. Alcune case automobilistiche in Germania proprio stanno rinunciando, addirittura stanno svendendo addirittura i loro comparti legati al termoelettrico, e lo stanno ad esempio dando anche alla Cina, che però è già avanti sull'elettrico perché ha già investito, ha già inondato il mercato, e presto arriveranno, anche per venire incontro alle esigenze dicevi prima del costo, insomma, ecco, certo, dell'elettrico molto alto. In realtà l'elettrico comincerà ad avere un'accessibilità maggiore perché invaderanno il mercato chi ha deciso di investire prima di noi anche nella produzione e nella tecnologia, mentre qui, se non ci diamo una mossa, restiamo indietro e non convertiremo neanche il comparto industriale, che invece ha bisogno di essere convertito in tutta la filiera, perché ricordo che poi per gestire il problema ambientale bisognerà riciclare le batterie, bisognerà aprire degli hub per la realizzazione anche delle batterie delle automobili, piuttosto che convertire tutta la parte componentistica all'elettrico, ma che già si sta facendo, perché anche qui ci dimentichiamo che la maggior parte dei lavoratori di quel settore oggi già lavora in un mondo misto elettrico endotermico, quindi l'adeguamento è un adeguamento che porterà, lo dicono poi gli stessi dati diciamo di chi si occupa di fare ricerca dal punto di vista della possibilità di avere posti di lavoro, porteranno a un aumento dei posti di lavoro, certo, del settore dell'automotive, ma dovremo fare questo investimento. Ecco che allora il 2035 è una frontiera forse che ci sembra ravvicinata, perché non siamo abituati a avere, più che non siamo abituati a averli, mi permetto di dire non siamo abituati a rispettarli, perché abbiamo una serie di direttive europee che conosciamo, che sono ben note, per tornare all'inquinamento atmosferico, ad esempio, che sono di ben più antica data e che non abbiamo rispettato e che ci portano in procedure di infrazione piuttosto che in multe europee. Quello della qualità dell'aria, ad esempio, il PM10 piuttosto che gli ossidi di azoto, è uno degli elementi che conosciamo, su cui dobbiamo intervenire. In Pianura Padana, a maggior ragione, penso che la conversione all'elettrico, a partire dalle città, perché poi è lì dove si concentra maggiormente quel 30% circa di incidenza del mondo dei trasporti rispetto alle emissioni in atmosfera dal punto di vista del CO2, e più o meno siamo lì anche dal punto di vista delle emissioni inquinanti, viene dal mondo dei trasporti, in città addirittura è provato, insomma, dai dati anche di ARPA, addirittura un po' di più, insomma arriviamo a rasentare quasi il 40% della responsabilità, diciamo, al traffico, ai trasporti dell'inquinamento atmosferico. Bisogna intervenire rapidamente, rischiamo di restare indietro pur avendo questa paura, perché la paura, quando non si conosce qualcosa, è normale, insomma, ecco, pensare che al 2035 possa succedere qualcosa di così drastico. Così non sarà, ma dobbiamo, perché già appunto è stata rallentata, tra parentesi, per alcuni settori è stato già prolungato fino al 2040 la possibilità di adeguare i sistemi, ad esempio per il trasporto di tir di cui si parlava prima, che sono principali responsabili, insomma, ecco, oggi nel comparto degli autoveicoli pesanti sarà l'1% in Europa in circolazione che non è diciamo, a diesel, a benzina. Quindi sarà un lavoro molto più lungo che dovrà fare l'autotrasporto, perché ha bisogno anche poi delle infrastrutture, e quindi anche qui di nuovo conversione dell'idea di sviluppo del paese dal punto di vista industriale, realizzazione di colonnine di ricarica, di sistemi efficienti, di colonnine rapide e di grande portata per i tir, per i mezzi pesanti. Insomma, c'è tanto lavoro da fare, e poi insomma avremo modo anche di uscire al più presto dalla dipendenza dalle fonti fossili.
Certamente c'è questa necessità di cambiare, però non vedo realisticamente che ci sia questa possibilità. Cioè, come faccio io a pensare quante batterie devo mettere dentro un camion perché sia autosufficiente? I camion normalmente fanno 6-8 ore di percorso al giorno, no? Almeno. Quindi io non ho in questo momento una fonte energetica, una riserva energetica elettrica che mi consenta di far sì che un camion che porta 15 tonnellate di materiale possa fare un percorso così lungo. Per quanto io possa aumentare la quantità di ampere, non riuscirò mai a caricare in tempo reale perché c'è un problema energetico. Le batterie posso incrementare, aumentare l'assorbimento e il caricamento dell'energia, ma non più di tanto, perché sennò le distruggo. Prego, professore. È realistico che un camion viaggia oggi come oggi? Allora, anche qui diciamo, non c'è una risposta che va bene per tutte, perché ci sono alcuni trasportatori che effettivamente in una giornata fanno 600-800, forse anche qualche chilometro in più. Però se andiamo a vedere le statistiche, alcuni fanno queste distanze, poi ce ne sono molti altri che fanno delle distanze molto inferiori, tipo 300-400 km, credo che sia la media, non ricordo esattamente i numeri. Allora se abbiamo questi numeri, il camionista parte, non ha bisogno di una batteria di una certa dimensione, ma non esagerata. Quando arriva e deve scaricare, perché non riusciamo a utilizzare il tempo che è dedicato allo scarico del camion per ricaricare anche la batteria? Certo. Perché per esempio una delle ansie che abbiamo noi in questo momento è anche per l'auto, vogliamo l'auto che faccia 800 km, 1000 km addirittura a volte si parla. No, parliamo di camion. Va bene, parliamo anche di camion. Perché il camion è legato a un valore anche economico, nel senso che se il camion ci mette 10 ore ha un costo il trasporto, se mette 20 ore cambia il costo, quindi io devo riuscire a arrivare il più presto possibile entro i limiti della decenza, certo, ma però non posso fermare il camion un'ora per caricarlo. Seconda cosa, più aumento la distanza che percorre il camion, più aumento il numero delle batterie, perché è giusto che sia così, ma più aumento il peso. E viene fuori lo stesso problema che hanno gli aerei. Oggi gli aerei vanno, una volta caricavano gli aerei col massimo del carburante, perché tanto importante la sicurezza. Oggi gli aerei viaggiano con il meno possibile di carburante e anche di riserva, perché questo influisce sui consumi. E la stessa cosa vale per l'energia elettrica. Se io riempio il camion non posso più portare il peso che il camion a carburante riesce a portare, capisce? E quindi mi trovo io un problema, faccio un percorso, ma non più con i tir di una volta, perché quei tir di una volta non riescono a caricare lo stesso carico che avevano i tir e che hanno i tir elettrici, perché parliamo di camion di media portata elettrici, giusto? Prego. Certo, allora che il camion ha bisogno di una batteria di grandi dimensioni è chiaro, d'altronde anche il camion ha la sua massa e le sue dimensioni, quindi se facciamo la proporzione tra un'auto e un camion, sia che sia benzina sia che sia elettrico, il camion è molto più grande dell'auto in entrambi i casi, quindi non mi spaventa avere la necessità di avere una batteria più grande nel camion rispetto all'auto. Quello che invece andrei a chiedermi è se ho veramente bisogno nel camion di una batteria così grande che faccia 800 km. Quindi esatto. Quello personalmente che farei, se io con un camion devo fare lunghe distanze, mantengo una delle tecnologie attuali. Poi riscontro che allora entrerebbe in funzione una vecchia tecnologia dell'epoca dei cavalli. No, quello non funziona tanto bene. Cioè, mi fermo, tolgo le batterie, ne metto di cariche e riparto. Sì, però... Come facevano una volta le carrozze, quando arrivavano c'era il passaggio. Ma siamo sicuri che sia necessario, perché guardando le statistiche sui percorsi del camion, la maggior parte di questi fanno 200-300 km in un giorno
a volte con frequenti fermate, oppure a volte si fermano per caricare, e quindi se l'infrastruttura, se sviluppiamo anche l'infrastruttura, di notte carichiamo il camion, poi partiamo la mattina, arriviamo in uno stabilimento, finché lo carichiamo, possiamo lavorare anche sulla carica della batteria, e quindi facendo in questa maniera una batteria che garantirebbe 1000 km a un camion, ne mettiamo metà e la mettiamo su 2 camion, così spendiamo meno. Però ripeto, non va bene, cioè la cosa importante è cercare di trovare la soluzione migliore per la singola applicazione, non una soluzione che vada bene per tutti, perché la soluzione che va bene per tutti alla fine è poco efficiente e quindi non va bene per nessuno. Quindi cambia completamente l'organizzazione dei viaggi, dei camion, delle auto e tutto il resto, quindi bisogna rivedere i rifornimenti, bisogna rivedere tutta una serie di fattori che in questo momento non appartengono al fenomeno invece uso del carburante, giusto? Certo. Bene, allora abbiamo un altro contributo, obiettivo 0 emissioni. Zero emissioni tra economia e ambiente. Lo stop a partire dal 2035 all'immatricolazione di auto e furgoni nuovi a benzina e diesel rientra in una serie di misure pensate per ridurre l'impatto ambientale dei settori economici strategici. Annunciata la contrarietà di Bulgaria e Polonia, a cui poi si è aggiunta l'Italia, a preoccupare veramente l'Unione Europea sono state le riserve del governo tedesco, tanto che l'Unione Europea ha messo in stand-by la decisione. Berlino ha posto delle condizioni, in primis la concessione di deroghe per la vendita di veicoli a combustione interna anche dopo il 2035, veicoli alimentati anche da carburanti biologici o sintetici come il bioetanolo, l'idrogeno verde o il biodiesel, così da arginare l'impatto sociale e occupazionale che la messa al bando dei motori termici è destinata a provocare. Ora i tecnici europei sono al lavoro per elaborare un piano che possa accontentare i voleri di Scholz, che deve fare i conti con il malessere del colosso Volkswagen, interessato a continuare la produzione di motori termici sul mercato, visto che in gran parte del pianeta resteranno comunque ampiamente in uso. Che la Germania fosse un paese che conta nell'Europarlamento lo si sapeva, sia come rappresentanza politica che in termini economici, tanto che, per non innervosire Berlino, Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione e ambientalista intransigente, ha precisato che si lascerà all'industria la scelta della tecnologia e dei combustibili da usare, fermo restando però che dal 2035 le nuove macchine messe sul mercato non dovranno emettere CO2. Per Timmermans sono preferibili le macchine a batteria, elettriche o a idrogeno, ma se ci sono altre soluzioni sarà l'industria a decidere. Immediata la reazione francese a favore di una mobilità prettamente elettrica, visto che sta chiedendo da tempo che l'energia nucleare venga inserita tra quelle prioritarie per la transizione verde dell'Europa, e lo sta facendo per dare all'idrogeno a base nucleare un ruolo di spicco tra le energie a zero emissioni. Ma il Net Zero Industry Act, il piano appena presentato dalla Commissione per il Green Deal, non considera il nucleare tra le 8 fonti energetiche e tecnologiche su cui puntare gli investimenti per rendere l'industria a zero emissioni. Nelle intenzioni, il Net Zero Industry Act dovrebbe creare le migliori condizioni per quei settori ritenuti cruciali per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. La proposta di legge sostiene 8 tecnologie definite strategiche: il solare, fotovoltaico e termico, l'eolico onshore e fonti rinnovabili offshore, batterie e accumulatori, pompe di calore, geotermia, elettrolizzatori e celle a combustione, poi biogas e biometano, cattura e stoccaggio del carbonio, sulla quale punta anche l'IPCC, malgrado le perplessità degli ambientalisti e di alcuni scienziati, e poi le tecnologie per le reti elettriche. Tra quelle non strategiche, come si diceva, figura anche l'energia nucleare, ma nella proposta di legge si scopre che anche le tecnologie avanzate per produrre energia nucleare saranno comunque supportate. Sì al nucleare o no al nucleare, professore?
ritorna il dilemma. Questo Perché qui per c'è me- un problema di fornitura di energia. Allora, Perché- questa per me è una domanda difficile, nel senso non è una cosa di cui mi occupo da vicino tecnicamente, quindi vi dico Ma da lasciamo stare i cittadino, fatti. Da cittadino direi che bisogna pensarci, quindi non dico un no a priori, però non mi sembra così conveniente, perché in questo momento noi siamo dipendenti dall'estero quasi totalmente per il nostro fabbisogno energetico. Se anche dovessimo costruire delle centrali nucleari, l'uranio dobbiamo comprare all'estero. L'uranio poi, dopo terminato il suo ciclo, va stoccato e non dobbiamo dimenticare che noi siamo un paese a elevato rischio sismico, quindi dov'è che lo mettiamo? Quindi per l'Italia io credo che sia, ci si può pensare, ma credo che sia molto rischioso e poco conveniente. Ecco. Ma fino a qualche tempo fa lo mandavamo in Russia, il nucleare residuo, e adesso poi naturalmente non lo potremo più fare. La Francia lo seppellisce attraverso blocchi di cemento e cose di questo genere, però naturalmente il nucleare ha un piccolo difetto, che la sua reazione dura per migliaia di anni, di conseguenza non ce ne libereremo più, cioè noi ce ne liberiamo, ma i nostri figli e i nostri nipoti ereditano un pianeta radioattivo. Dico giusto? Sì, aggiungerei la riflessione da cittadino che negli obiettivi climatici, ecco, bisogna pensarci bene, forse chi ce l'ha il nucleare oggi è bene che lo faccia funzionare al meglio, con tutte le complessità che ci sono rispetto al raffreddamento, crisi idrica. Anche la Francia l'ha visto l'estate scorsa, vedremo quest'estate cosa succederà, però chi non ce l'ha come l'Italia è un investimento anche economico inutile che non starebbe nei tempi, diciamo, che ci siamo dati per arrivare al 2050 con una prospettiva per le generazioni a venire e non certo per la nostra, una prospettiva di vita per il pianeta. Detto questo, sulla scheda volevo fare un piccolo appunto, lo dicevo prima e ci ritorno. La Germania, anche il marchio che avete citato, sta investendo nella trazione elettrica delle automobili, perché quell'azienda farà in Canada, che in Canada e negli Stati Uniti si sta aprendo a investimenti sull'automotive elettrico, quindi con un cambio anche da parte loro. Prima si diceva gli altri cosa fanno, insomma gli altri paesi del mondo, anche gli Stati Uniti andranno in quella direzione. Non a caso Volkswagen aprirà la prima Gigafactory per la produzione di batterie in Canada, ricevendo grandi investimenti, ma anche in Cina si sta investendo sulla mobilità elettrica, anche in India, che oggi ha una frazione piccolissima di auto elettriche, si sta investendo per convertire, vogliono andare sull'elettrico, quindi non saremo isolati, ecco, questo come messaggio anche a chi, diciamo, ha paura che poi l'Italia in qualche modo rimanga, no, noi facciamo bene, l'Europa fa bene, gli altri non fanno bene. Non è così, i tempi e le dinamiche sono quelle, diciamo, anche legate, come giustamente dice Timmermans, purtroppo anche dalle dinamiche delle imprese, delle aziende, delle industrie, perché se c'è una resistenza oggi è una resistenza da parte delle case di produzione. Non a caso l'Italia si è fatta promotrice per un emendamento, giusto o sbagliato che sia, nella direttiva europea, per salvare in qualche modo i piccoli produttori, ecco, quindi che per quanto ci riguarda sono i produttori di auto di lusso, sono Ferrari, Lamborghini, insomma, ecco, non certo le macchine per il popolo, ecco, in qualche modo, quindi ecco, forse quella diventa irraggiungibile per il cittadino. I carburanti sintetici, ad esempio i biocarburanti, non possono essere una soluzione? Biocarburanti, anche su questo, allora, detto che sull'idrogeno, fermo restando che possa essere una forma di trazione, diciamo, sicura, ma a quanto pare molti sostengono lo sia, deve essere chiaramente un idrogeno prodotto da energia rinnovabile, quindi un idrogeno verde, altrimenti, diciamo, non sarebbe assolutamente positivo il suo impiego. Abbiamo una grande potenzialità, che però è piccola nel quadro complessivo, da parte del biometano, quindi biogas e biometano, che però potrebbe forse arrivare a un 2% in Europa, diciamo, di coprire i consumi, sostituire appunto la trazione con quel tipo di carburante, che ha il grande vantaggio: noi abbiamo una grande tecnologia in Italia che speriamo
anche in Europa venga recepita, che è quella della digestione anaerobica e recupero dai rifiuti, quindi dagli scarti, della possibilità appunto di fare biometano, biogas e biometano, oltre a tutto quello che può garantire quel tipo di gestione circolare di uno scarto. È uno scarto in qualche modo, insomma, se lo gestiamo e lo utilizziamo, oggi già si fa rimettendolo nella filiera per dare rifornimento ad esempio al camion dell'immondizia, della spazzatura, insomma, che le aziende stesse dei rifiuti lo rimpiegano, oppure lo possono mettere in rete a sostituire il metano, diciamo, che utilizziamo in casa. Quindi anche quello è un piccolo comparto, ma non sarà quello che sostituirà, diciamo, la benzina, no? Il diesel e la benzina. Bisogna un po' trovare, come diceva giustamente prima il professore, trovare la soluzione giusta alle condizioni giuste. Torno alla pianura padana, la conversione dei mezzi in questo senso non garantirebbe, diciamo, un grande vantaggio, mentre una conversione all'elettrico, soprattutto dei mezzi, degli autobus ad esempio, che circolano dentro le città, garantirebbe una grande riduzione dell'inquinamento atmosferico e quindi un grande contributo anche da quel punto di vista. Noi penso dovremmo guardare molto come paese e come regioni del nord anche a quell'aspetto, oltre che alla, diciamo, necessità di transire rispetto alla crisi climatica, insomma, ecco, alla complessiva stato del pianeta. Abbiamo una complessità in più, sarà bene non remare all'indietro, insomma, invece remare in avanti e fare in modo che la grande capacità imprenditoriale che c'è in questo territorio sia anche, diciamo, abbia delle iniezioni di investimenti da dirottare dai sussidi alle fonti fossili ai sussidi invece alle fonti rinnovabili, ma anche all'investimento anche nell'automotive legato alla transizione elettrica. Ecco, per spiegarsi, noi continuiamo come paese a dare risorse a chi fa, diciamo, in qualche modo, no, è legato alle fonti fossili, e quindi dalle bollette, dai costi, dalle accise lo Stato prende i soldi e li dà a chi investe in quella direzione. Cambiamo la direzione degli investimenti, ecco che allora sorgeranno colonnine, sorgeranno aziende che si occupano del riciclo delle batterie, che si occupano del implementare il settore dell'automotive e tutta la parte componentistica, creando nuovo lavoro e formando nuovo lavoro, perché anche questo dobbiamo ricordarci che va fatto, perché il lavoro va formato alle nuove professionalità, e abbiamo una grande prateria di fronte se non ci facciamo scavalcare dagli altri paesi del mondo che magari sembrano in attesa perché ci viene raccontato meno, ma in realtà stanno lavorando molto anche loro. Certo, stanno andando molto avanti e molto rapidamente, soprattutto la Cina e la Germania. Prego professore, c'è una strada percorribile o conviene trovare più strade che si completino tra di loro, si integrano tra di loro per risolvere questo problema? Perché mentre il carburante risolve tutto, il carburante normale... Allora, non c'è una soluzione semplice per un problema complesso, quindi sicuramente diciamo, noi dobbiamo proseguire su più strade senza, diciamo, limiti ideologici, guardando a quella che è da una parte la tecnologia, ma dall'altra parte anche la politica e l'utilizzo delle persone. Quindi per esempio se torniamo adesso ai combustibili, ai biocombustibili o agli e-fuels, questi vanno bene, però non dobbiamo pensare che tutti domani potremo usare i biocombustibili. I biocombustibili rimarranno una nicchia e vanno bene se io produco il biocombustibile dallo scarto. Ma se io invece rado solo una foresta per piantare l'olio di colza e produrre il biocombustibile, questo non fa bene al pianeta, ma soprattutto già in passato ha creato delle crisi, perché ha mandato il prezzo delle derrate alimentari alle stelle, e poi ci sono grossi consumi d'acqua e via dicendo. Quindi rimarranno cose di nicchia. Quindi sicuramente la mobilità al momento, la batteria sembra una delle soluzioni migliori, pure con i problemi che ha. Altre soluzioni che abbiamo visto, abbiamo detto nicchia e biocombustibili. Secondo me anche l'idrogeno rimarrà una soluzione molto di nicchia per quel che riguarda il trasporto su strada. Perché? Sostanzialmente perché il vantaggio dell'idrogeno è che uno fa il pieno molto rapidamente. Poi non ci sono altri vantaggi. L'idrogeno piuttosto è svantaggioso perché dal punto di vista dell'efficienza ha delle prestazioni molto basse. Quindi se io voglio produrre dell'idrogeno in forma pulita, ho bisogno di partire da energia elettrica. Ma a questo punto, se ho dell'energia elettrica, mi conviene caricare una batteria piuttosto che produrre l'idrogeno. Questo chiaramente avendo il tempo per caricare la batteria. Quindi, ripeto, questione di nicchia, sì,
però che tutti domani avremo l'auto ad idrogeno, questo mi sento di escluderlo. Certo, bene, e quindi diciamo che i biocarburanti ci pongono un problema: o mangio o vado in macchina, perché così è. Io dal grano posso tirare fuori energia, ma poi non mangio più il grano e via di seguito. Certo. Cioè le fonti energetiche sono tantissime e il problema è come farlo, con quale metodo, perché la cosa più bella e più rapida e più comoda, l'abbiamo vissuta fino adesso, sono appunto i carburanti fossili. Noi dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili, quindi le fonti dal sole, la fonte eolica, le fonti del vento, la parte idroelettrica in Italia è già sfruttata al massimo. Queste diciamo sono rinnovabili nel vero senso della parola. Detto questo, poi ci rimangono comunque una serie di problemi tecnici da risolvere, perché per esempio l'energia solare c'è di giorno, ma di notte dobbiamo trovare una maniera di immagazzinarla. E lo stesso con l'energia del vento e via dicendo, quindi ci sono tutta una serie di problematiche da affrontare. Certo che anche a livello strategico di paese utilizzare rinnovabili ha questi problemi, ma andare a comprare i combustibili fossili che sono praticamente tutti quanti in paesi dai governi instabili e non democratici, anche questo insomma è un grosso rischio. Certo. Sono sempre i conflitti, perché l'uomo non riesce a stare senza far guerre. Va bene, grazie del vostro intervento, spero che i nostri telespettatori abbiano fatto un passo avanti per capire questa evoluzione epocale dell'energia, e ritorneremo a breve. Certo, perché i problemi sono tanti, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, Ermanno, perché poi c'è il problema delle estrazioni delle materie per fare le batterie, e anche lì abbiamo visto che ci sono delle condizioni. Devo spostare gli aerei, le navi, i carri armati, insomma, sarà difficile che ci riusciamo a uscire dal mondo dell'energia petrolifera. Certo. Bene, grazie allora al professor Roberto Lotta per essere stato con noi, docente di meccanica applicata alle macchine. Torneremo a disturbarla. Grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente e Veneto. Voi da tanti anni siete stati i primi a lanciare la campagna, se non ricordo male, malaria, no? Dove andavate a misurare e a fornire i dati su quelli che erano le condizioni dell'aria che respiriamo, in particolare in questa zona della pianura padana, che anche complice la conformazione geografica, chiaramente soffre per l'alta urbanizzazione. Poi c'è anche il problema dei riscaldamenti e anche appunto del grande numero di auto in circolazione. Grazie ancora per essere stati con noi. Per i telespettatori invece un attimo di pubblicità e dopo ritorniamo ad occuparci del caso di Julian Assange, il giornalista australiano che ricordiamo è in carcere, ormai in un carcere di massima sicurezza, ormai da 4 anni, ad aprile. Ne parliamo tra poco.